Alle 13 si sono chiuse le porte delle aule del complesso Vallisneri a Padova per permettere ai più di 3.000 aspiranti medici di sostenere i test di ammissione per l'anno accademico 2024-2025. Un test che potrebbe essere l'ultimo, vista la discussione in Parlamento per abolirlo. Quella che non può essere sicuramente eliminata, però, è la programmazione. Le scelte di oggi hanno ripercussioni sul futuro a 10 anni. Quello che è complicato in questo ambito è che la formazione di un medico dura 11 anni e questo fa sì che le scelte di oggi avranno dei frutti tra 11 anni. Quindi ci vuole una programmazione molto attenta, molto accurata e che prevede anche il futuro, che sappiamo essere sempre quella la variabile meno controllabile. E quindi quello che vediamo oggi sono scelte di 11 anni fa, chi finisce la scuola di specialità adesso. E quindi c'è questo problema, la programmazione deve essere fatta, per mia opinione, e deve essere fatta molto bene. 564 posti totali da assegnare tra Padova e Treviso, 100 minuti per rispondere a 60 domande estratte da una banca dati che ne conteneva almeno 7.000. 3.500 erano a disposizione degli studenti. Però il fatto di avere 3.500 domande e impararsela a memoria uno anche non riesce, anche perché sul bando c'è scritto almeno 3.500, quindi ce ne sono tante altre che uno ok si impara a memoria quelle, ma e le altre come fa? Comunque ci deve essere uno studio pregresso che comunque comporta tempo. E qual è la materia che vi preoccupa maggiormente delle sezioni presenti? Per me è chimica. Matematica e fisica. L'importante è indirizzare fin dalle superiori i ragazzi con percorsi di formazione per cercare di orientarli nel giusto modo di scegliere. Il test resta uno strumento valido però per il presidente del corso di laurea in medicina. I laureati in medicina hanno un tasso di abbandono del corso di studi praticamente pari a 0. E noi nella sessione estiva, cioè al termine del corso di studi di 6 anni, laureiamo più del 50% degli studenti iscritti, è la prima occasione. Questo ci dice che il sistema seleziona studenti molto efficaci nel loro percorso di studi, molto quindi preparati e in grado di completare in tempi rapidissimi il percorso di formazione.